Amici di WeSport, ben ritrovati. Antonio Carei porge un cordiale saluto e si appresta a raccontarvi della sesta giornata del campionato di Serie D per il Girone I. Allo stadio Franco Scoglio il Città di Messina ospita il Troina. La formazione di Giuseppe Furnari all'ultimo posto in classifica. Nell'ultimo turno è stata stoppata dal maltempo di Roccella. La gara verrà recuperata il prossimo mercoledì 3-5-2 per il tecnico Peloritano, con Paterniti tra i pali, linea difensiva a 3 tutta over con Berra, Trevisan e Bombara a centrocampo sugli esterni, Fofana a destra, Cannino a sinistra, al centro Ferraù con Cardia e Cangemi ai suoi lati, in avanti Galesio e Di Vincenzo. Il Troina oggi affidato in panchina ad Aldo Aiello e l'ultimo turno ha trovato una vittoria importante 1-0 e 3 punti contro il Gela. Maglia rossa per il Città di Messina, maglia bianca per il Troina. Si può cominciare con il film del primo tempo, lancio lungo da parte di Berra, Di Vincenzo, bella la sponda per Galesio che troverà anche il gol, tutto fermo però per posizione irregolare ravvisata dall'assistente del direttore di gara Ignazio Crescenti. Si resta sullo 0-0 quando il Troina a provarci dall'altra parte con questo tentativo sulla sinistra. Il pallone finisce al centro, viene allontanato dalla difesa del Città di Messina. La conclusione dalla distanza da parte di Capitan Piuca e preda del portiere Paterniti. Ancora il Troina a provarci sull'out mancino, pallone scaricato all'indietro sempre per Piuca, il più attivo dei suoi. Paterniti riesce a parare poi la seconda parata, ma è tutto fermo per fuori gioco stavolta per il Troina. Calcio d'angolo per la formazione di mister Aiello. Qui allontana il Città di Messina, non perfetta l'uscita di Paterniti in questo caso. Continuano gli ospiti a rendersi pericolosi, qui il pallone danza vicino all'area di rigore, alla fine ci prova sull'esterno della rete però il numero 8 Mutumbu, che non riesce a portare in vantaggio il Troina. Qui Bombara, pallone verso Cardia, Cangemi trova il corridoio perfetto, l'assist da parte di Cannino, incespica il numero 7 ex Venezia e non riesce a trovare il tiro verso la porta. Dall'altra parte invece recupera la sfera Sabba che si invola per vie centrali verso la porta di Paterniti, non esce nessuno, Trevisan e viene saltato, ancora Sabba dalla distanza, bravissimo Paterniti a sventare, a mettere il pallone in calcio d'angolo, balzo fellino dell'estremo difensore del Città di Messina. Poi Cardia dall'altra parte, l'occasione più clamorosa del Città di Messina con Cangemi che aggancia, salta un avversario, Cangemi sul fondo a un passo al gol del vantaggio. Il Città di Messina in chiusura di primo tempo non riesce Alessandro Cangemi a trovare la via della rete. Finirà così la prima frazione, fischia 2 volte Ignazio Crescenti e manda le due squadre a riposo. Colloquio tra Furnari e Nicosia, sarà lui il primo cambio del Città di Messina tra primo e secondo tempo. Va a rilevare uno spento Cristian Ferraù. Si inizia con la seconda frazione, Codagnone entra in campo al posto di Galesio e il Troina a provarci, ora più vivace la formazione ospite. Qui dal limite dell'area ancora Paterniti che dice di no al numero 9 Musso. Il Città deve effettuare un altro cambio, fuori Fofana per infortunio e dentro Crucitti. Poco dopo Calcagno a rilevare Alessandro Cangemi, calcio di punizione, Cardia ci prova con l'esterno, probabilmente deviato da un compagno. Il pallone finisce sul fondo, qui Di Vincenzo sull'out di destra riesce a tenere il pallone, buono spunto del numero 11. Il pallone è messo con l'esterno verso Codagnone, Polizzi in uscita nega la possibile occasione al Città di Messina. Entra Graziano per uno dei migliori, Enrico Di Vincenzo, non ci sarà più tempo, triplice fischio e 0-0 al San Filippo. Vince la noia tra Città di Messina e Troina. Un cordiale saluto amici della WeSport e alla prossima.